Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon sabato, ultimo weekend di giugno, buon 27 giugno e siamo insieme per un nuovo appuntamento, ancora viaggiando in Sicilia, ancora conoscendo il territorio, le sue eccellenze, la sua storia, la sua cultura. Oggi bellissimo appuntamento perché inizieremo a parlare con il nostro uomo dello sport, con Daniele Di Gregoli, oggi in compagnia di un grande sportivo. Lo presenterà direttamente lui in questa prima parte d'apertura del nostro format. Ed ancora al sabato, sapete, la nostra consueta rubrica Chiedimi pure, a cura di Davide Morici, uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano. Parleremo di territorio, di accoglienza, di qualità, dell'importanza della rete ed ancora rimarremo su questo argomento perché proprio ieri abbiamo salutato e avuto con noi il presidente neoeletto del Parco dei Nebrodi, il dottor Domenico Barbuzza, e oggi abbiamo ancora un presidente neoeletto, anche lui, pensate, solamente una settimana di insediamento. Abbiamo con noi il presidente del Parco delle Madonie, il dottor Angelo Merlino. Continueremo a parlare di territorio, di qualità d'accoglienza, di proposizione, promozione, l'importanza della rete e della collaborazione, perché pensate, proprio ieri si è svolto un incontro fra i 4 presidenti delle aree, quindi Nebrodi, Madonie ed anche il Parco dell'Etna con il dottor Carlo Caputo ed il Parco Fluviale dell'Alcantara con l'avvocato Giuseppe Arena. Si è parlato tanto di territorio, avremo modo fra poco di parlarne con il dottor Angelo Merlino, ma permettetemi, prima di aprire la puntata, iniziare con il nostro consueto modo. Grazie, 244.465 volte grazie, grazie sempre, grazie ogni giorno. Volevo come sempre ringraziarvi per il lavoro che fate, per la passione che mettete insieme a noi nel portare avanti il grande progetto che porta avanti questo nuovo lifestyle, questo nuovo stile di vita, questo stile di vita che porta poi il brand del Made in Sicily, le sue eccellenze, la sua cultura, il suo territorio, tutto quello che riguarda la nostra storia. Volevo informare tutti coloro che magari ci seguono da poco. Compilate il form che trovate nella nostra pagina proprio in alto, inserendo i dati della vostra azienda. In questo modo anche voi entrerete a far parte del nostro grandissimo database per mettere sempre in comunicazione quello che diciamo, la domanda, l'offerta, i produttori, i consumatori. Ancora volevo dare un'informazione. Proprio oggi dalle 12 ci sarà un adeguamento del nostro regolamento per quello che riguarda la pubblicazione dei post. Questo lo potete sempre visionare all'interno della nostra pagina, c'è questo adeguamento del regolamento. In realtà tutto rimane un po' secondo le vecchie regole, vale a dire la possibilità di poter pubblicare 2 post giornalieri per ognuno. L'eccezione va fatta nella dimensione in cui all'interno del post si può pubblicare al massimo una fotografia. Ripeto, tutto quello che ho detto lo troverete proprio all'interno della nostra pagina, condiviso dal gruppo e dai nostri moderatori, che comunque saranno a vostra disposizione mandando dei messaggi all'interno della pagina che appunto vi risponderanno per qualsiasi vostra domanda o interrogativo. Abbiamo ancora a disposizione, come sapete, le nostre bellissime t-shirt proprio da qualche settimana nella parte merchandising che troverete sulla nostra shop @iocompro-siciliano.com, quindi potrete anche acquistare la nostra t-shirt, ma permettetemi di iniziare con i saluti. Abbiamo Fausta in Travaia, buongiorno a tutti, buongiorno Sole, Katiuska Falbo. Ciao Fausta, grazie come sempre.
Chiara Seidita, Sebastiano Musarra, buongiorno, Amalia Lopinto, Rita Borgia da Roma, ciao Rita, buongiornissimo Catiusca, felice giornata da parte di Amalia. Poi leggo questo messaggio di Tommaso Provenzano, buongiorno carissima, devo ringraziare il gruppo Io Compro Siciliano perché grazie ad esso ho ricevuto tantissime visualizzazioni ed anche contatti di lavoro. Tommaso, io ti ringrazio per questo messaggio anche perché ci dai conferma di quello che è il lavoro che ogni giorno tutti noi condividiamo, quindi grazie. Ancora Stefania Caccamo, buongiorno, bellissimo gruppo Io Compro Siciliano. Bene signori, siamo pronti in questo sabato, iniziamo in modo sportivo, energico e quindi apriamo subito il collegamento col nostro uomo dello sport. In collegamento Daniele Di Gregoli. Ecco qui, si Dai, sta per aprire il collegamento. ciao. Buongiorno. Ciao Ma Cati, come va? buongiorno. Va bene? Benissimo. Io già mi sento, come dire, io basta che sento che abbiamo questo collegamento con te, mi sento già, come dire, energicamente pronta per affrontare la giornata. Ma vedo che oggi ti accompagni con, presentiamo, Luigi Zumbo, il presidente della Now Team, che è la squadra della quale faccio parte, che abbiamo pure creato assieme negli spogliatoi di un circolo. È una squadra che fa tante attività, triathlon, attività di atletica leggera, coinvolge ragazzi, organizza manifestazioni sportive e quest'anno ci vedrà per la prima volta protagonisti nell'organizzazione di un tour in bicicletta che toccherà tutti i punti, le spiagge e i borghi marinari più belli della nostra isola. Senti, Sì. allora noi facciamo subito i saluti a Luigi buongiorno, a Luigi Ciao, Zumbo, buongiorno. presidente, Sì. benvenuto, ben trovato. Grazie, Noi siamo grazie. sempre felici di iniziare, soprattutto nel nostro weekend, con questa grande forza. Quando si parla tra l'altro di sport, si parla sempre di aggregazione, si parla di condivisione e si parla tra l'altro proprio di promozione del territorio. Permettetemi anche di condividere insieme a voi, Luigi, questo saluto di Salvatore Meli. Salve a tutti, orgoglioso di far parte del gruppo. Ciao Salvatore, grazie come sempre. Luigi, Ciao, Luigi è il... Sì. Come diceva Daniele, effettivamente si parla di sport, ma si parla tanto di Sicilia, nel senso che la Now Team è nata come una scommessa tra Daniele, che inizialmente si sono un po' invertiti i ruoli, perché Daniele mi ha coinvolto anni fa in questa scommessa, lui era l'organizzatore e io ero lo sportivo. Adesso abbiamo invertito la situazione, io faccio il burocrate e lui fa lo sportivo. E la Now Team nasce dal desiderio di valorizzare ciò che di più prezioso abbiamo, che è il nostro territorio. Per cui figurati che la gara che Daniele ha creato, diciamo, come past president, perché lui non lo dice, ma è stato presidente anche lui della Now Team, la Mondello Cup, probabilmente tra le gare di triathlon più amate d'Italia, è arrivata mi pare al secondo posto di una classifica italiana, quindi il nostro obiettivo fin da subito è stato vendere a chi non la conosce la Sicilia. Io Luigi prendo spunto un attimino da quello che hai appena detto, perché voi dite ci sono chiaramente degli obiettivi nella Now Team che sono poi obiettivi, come adesso dicevi, anche di condivisione e poi di promozione del territorio, ma ci sono poi degli altri obiettivi e devo dire Daniele Di Gregori ha un obiettivo nello specifico e quindi prima di come dire, augurarvi buon lavoro perché appunto c'è di mezzo anche tanta organizzazione per quelli che sono naturalmente eventi importanti, farei entrare in diretta anche Davide Moricci. Davide Moricci, uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano, oggi con la rubrica Chiedimi pure, buongiorno. Buongiorno. Allora, obiettivi comuni, Davide Morici, mi sembra, con il nostro uomo dello sport, oggi anche in compagnia del presidente della Now Team, Luigi Zumbo, mi sembra essere la promozione del territorio. Assolutamente, perché poi il territorio si promuove in tanti modi, le risorse ci sono e sicuramente lo sport è un mezzo che fa bene alla salute per chi lo pratica, ma noi vogliamo spingere a tutti a praticarlo perché con le dovute proporzioni assolutamente lo sport
fa bene e lo sport si può praticare promuovendo anche il territorio, quindi creando degli indotti, degli eventi che poi diventano anche indotti turistici di promozione del territorio, di promozione delle eccellenze, del food, del cibo, tutto quello che Io Compro Siciliano sin dall'inizio ha messo in rilievo. Leggevo appunto poco fa quel commento che hai letto anche tu, grazie per tutte le visualizzazioni. Quindi Io Compro Siciliano non fa altro anche che mettere quel marchio di garanzia, di qualità, identità e provenienza, e nel fare sport bisogna avere qualità, identità e provenienza, e sicuramente dare tanta visibilità. Quindi stiamo lavorando, e per questo l'uomo dello sport. Fermati, io qua ti interrompo e dico stiamo lavorando per avere un Davide Modici in body e in tenuta da triathlon e vederlo gareggiare e trionfare. Assolutamente. Quindi mi sembra di comprendere da queste vostre affermazioni che al sabato potrebbe anche accadere che la rubrica Chiedimi pure possa essere, come dire, condotta da Davide anche durante una fase di gara sportiva. Quindi siamo veramente felici perché, Presidente Zumbo, lei è d'accordo naturalmente? Io sono assolutamente d'accordo, voglio dismettere questa tenuta in giacca e cravatta anche io, vabbè. Anche io. E qui potremmo anche strappargli una promessa, per esempio, sul nostro progetto. Sarebbe anche il momento di strappargli una promessa, nel senso che, come hai detto tu, Davide, l'obiettivo è la promozione, quindi noi abbiamo creato un progetto e Daniele ha deciso di sposarlo, che è il progetto del Sicily Coast to Coast, che se volete, se è il momento, illustriamo. Allora, diciamo che vai Catisca, allora, permettetemi soltanto un attimo, perché ci sono i nostri amici che seguono la nostra diretta, che mandano i saluti proprio per Luigi e proprio per Daniele, quindi devo condividere con voi. Allora, i saluti da parte del Faraone Palermo, Gonvi, carissima e bravissima Katiuska, e soprattutto un saluto agli sportivi di giornata Daniele e Luigi. Quindi saluti a voi. Grazie. Ancora un saluto a Davide dal Faraone Palermo. Chiara Seidita, buongiorno sportivo di Io Compro Siciliano. Allora, io farei una cosa, se voi siete d'accordo. Noi abbiamo aperto questa giornata parlando un po' dell'importanza della rete, come sempre poi parlando con due grandi sportivi e parlando di quelle che sono iniziative. Noi oggi abbiamo la rubrica con Davide, parleremo proprio di territorio, di qualità dell'accoglienza. Abbiamo tra l'altro oggi ospite, in questa puntata di sabato, il presidente del Parco delle Madonnine, che è il dottor Angelo Merlino. Proprio con lui continueremo a parlare dell'importanza del territorio, anche perché poi parlare di progetti di sviluppo e di rilancio significa condivisione. Io farei una cosa. Noi seguiamo quelli che sono gli eventi, come sempre con Daniele, man mano che si sviluppano anche progetti organizzativi a livello di eventi. Sentiamo appunto Davide. Noi proprio per quest'oggi così rinnoviamo a questo punto, Daniele, l'incontro, e quindi io sarò piacevolmente come dire, contenta e felice di ricondividere con te un altro appuntamento per parlare invece dell'evento del Coast to Coast. Facciamo io voglio così. promettere una cosa da Davide, però. No, io la partenza dobbiamo fare assieme, assolutamente. A metà mi devi venire a trovare, che ne so, che sia Ortigia, Tormina, devi assolutamente esserci, giusto per un saluto, per rinfondare un pochettino di sicurezza in me, e poi l'arrivo lo facciamo abbracciati. Assolutamente, però intanto mi viene naturale pensare perché avete scelto la strada più leggera, perché ci sono, abbiamo un rappresentante istituzionale, il primo rappresentante istituzionale del Parco delle Madonie, e quando penso alle Madonie penso a quei percorsi in montagna che sicuramente sono più difficoltosi con la bicicletta, quindi diciamo che forse è meglio partire dal mare per poi arrivare alla montagna, e questo significa che di eventi se ne possono organizzare tanti. È anzi un invito che faccio a sposarli, perché parlavamo proprio con Angelo Merlino prima di iniziare di attività di promozione, quindi ben venga. Assolutamente l'impegno me lo prendo, ma non voglio dire altro, voglio assolutamente che sia l'inizio, proprio per questo l'uomo dello sport, al di là che Luigi su di me vuole investire. È il vero uomo dello sport, lui è il vero uomo dello sport. No, infatti Luigi su di me 4 Ironman. vabbè.
un atleta di nuoto e veramente mi vergogno quando mi dite uomo dello sport di fronte a Luigi Zumbo. Ti dico Ma lo sport... Però lo vedi, sport... Davide, ci hai dato un'idea adesso, ci hai dato un'idea e Daniele si prende la responsabilità per l'anno prossimo di fare il giro dei 4 parchi. Assolutamente. Perché quest'anno gliela stiamo facendo fare facile, pianeggiante, però l'anno prossimo infatti, hai visto? fare il giro dei 4 parchi. Senza buttarsi a mare. E abbiamo già trovato, come avete visto, l'argomento da condividere, nonché il progetto da condividere. Io purtroppo devo andare avanti e devo abbracciare, salutare il nostro Daniele Di Gregoli, grazie sempre, soprattutto grazie per quello che è la vostra condivisione di iniziative così importanti che coinvolgono tutti, grazie al presidente Luigi Zumbo della New Team. Buon lavoro, noi siamo sempre lì a seguirvi sempre con grande forza e energia. Grazie per essere stati con noi. Buon sabato, buon lavoro. Grazie Daniele, grazie Luigi. Scusate, no, Daniele giustamente, cioè Daniele effettivamente ci vuole. Luigi, potresti per favore avvicinarti un po'? Ok, ecco. Adesso ripetete con me. Io compro siciliano. Buon lavoro, grazie ragazzi. Ciao. Grazie. Noi continuiamo velocemente questa puntata e lo facciamo proprio adesso, entrando nell'ufficialità. Siamo con Davide Morici. Davide Morici è uno dei 3 ideatori di Io compro siciliano, insieme a Giuseppe Giorgianni e a Francesco Caravello. Abbiamo proprio ieri avuto la nostra rubrica, la nostra conversazione, il nostro intervento con Giuseppe Giorgianni, che ha parlato di consigli alle aziende, ha parlato della ZES, come sempre cercando di spiegare, essere anche da supporto alle aziende, perché quello che dite voi, Davide Morici, è ottimizzare il progetto dello sviluppo e del rilancio, ma Davide Morici è esperto in turismo, accoglienza, spettacolo. Lui è presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo Sicilia, quindi adesso mi piacerebbe approfondire quello che è il tema. Continuate a camminare veloci e si continua veramente a lavorare molto bene per cercare di essere incubatore di impresa, come dite voi, e parlare soprattutto di sviluppo e di rilancio. Assolutamente, sviluppo, rilancio e rete, perché poi alla fine ogni singola attività legata ad altre attività, quindi legate in rete, non fa altro che creare un'offerta turistica che la Sicilia può promuovere a livello internazionale. Quindi ci vuole l'unione del prodotto, il prodotto bisogna presentarlo e lo deve presentare e lo deve saper presentare quella realtà che ha le competenze, perché dove ci sono competenze si può arrivare lontano, si può fare tantissimo, le competenze sono fondamentali, quindi il prodotto, le competenze, il prodotto deve essere presentato e deve essere presentato all'interno di un contesto che sia un evento che abbraccia l'informazione, il convegno, la formazione, la degustazione del prodotto e il momento dello spettacolo. Tutto questo messo in rete crea un'offerta, dell'offerta che possiamo noi Sicilia presentare in sinergia con le istituzioni, assolutamente in rete con le istituzioni, possiamo presentare nel mondo. Con questi live abbiamo visto e constatiamo continuamente quante realtà ci sono, e dico sempre, non è tanto la risorsa che già sappiamo di avere, non è tanto il prodotto che già sappiamo di avere, ma è l'uomo, cioè l'uomo che sia la tradizione del padre e l'innovazione del figlio, l'uomo che che è la più grande risorsa che esiste al mondo. Lo è anche a livello architettonico. Abbiamo in Sicilia i nostri borghi che sono di qualificazione di luoghi oppure operazioni fatte un po' come Farm Cultural Park a Favara, dove si è creato sviluppo in luoghi dove magari non c'era niente o c'era tanto di peggio. Oggi sono luoghi culturali, artistici, quindi l'uomo, che è l'uomo anche che promuove il prodotto, che lo produce, la manualità, quindi partendo anche da quella manualità, non possiamo fare altro che questo grande pacco lo mettiamo dentro una scatola
e lo andiamo a esportare in tutto il mondo. E questo è il messaggio che noi di Io Compro Siciliano vogliamo lanciare, quello di realizzare una rete fitta, supportarla. Noi siamo sia promozione, ma anche garanzia, la garanzia di quella qualità, identità e provenienza che dobbiamo mantenere nel tempo, quel marchio che ovunque nel mondo la gente vedrà e dirà quella è siciliana, quel prodotto è siciliano, quell'attività è siciliana ed è di qualità, ed è di qualità ed è di competenza. Oggi abbiamo un'eccellenza sulla competenza, e sul rilancio, sulla svolta, che non so se poi è il coronavirus o è nella vita si dice che è destino, ma poi alla fine le belle persone e la gente che vuole fare bei progetti si incontrano e in Sicilia ce ne sono tante. E oggi Io Compro Siciliano è la dimostrazione che la rete si può fare, non è soltanto qualcosa che si sa che funziona, ma è qualcosa che si può materialmente fare. Noi la stiamo facendo con il piccolo produttore perché è partito tutto da là. 2 mesi fa abbiamo voluto dare spazio al piccolo produttore, ma è arrivato oggi alle istituzioni e si sta facendo tanta, tanta rete per promuovere la Sicilia nel mondo. Grazie, grazie. Vorrei partire, io parto sempre come spunto di domanda da quelle che poi sono le frasi che vengono proprio dalla conversazione. Perché tu dicevi adesso, è bello riscoprire un po', forse per la circostanza anche che abbiamo vissuto, questa grande coscienza, questa appartenenza che noi sentiamo forte, e poi è bello riscoprire e riscoprirsi nella condivisione con quelli che sono progetti comuni a persone per bene, che vogliono portare avanti in maniera forte quella che è proprio la nostra qualità in quello che facciamo. E devo dire, oggi noi abbiamo con noi ospite un giovane uomo che con grande entusiasmo porta avanti e condividere insieme ai suoi colleghi questa nuova carica proprio da una settimana. Pensate, lui è stato eletto presidente e dà subito chiaro quella che è l'idea di questa forza, di questa identità che deve portare avanti nella condivisione. Si parla di rete, loro hanno parlato di rete proprio ieri sera, perché c'è stata questa riunione condivisa tra i 4 presidenti dei parchi naturali della Sicilia. Signori, noi oggi abbiamo con noi il presidente del Parco delle Madonie, il dottor Angelo Merlino. Buongiorno, Eccomi. dottor Merlino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie per lo spazio che mi concedete. Allora, innanzitutto io volevo farle i nostri complimenti a nome di Io Compro Siciliano, siamo veramente felici di averla con noi. Tra l'altro devo anche dire, lei è appunto neopresidente, insediato da appena una settimana, e questa è la prima intervista ufficiale che concede alla stampa, ai social, alla comunicazione, per cui noi siamo ben felici di essere quest'oggi con la sua presenza all'interno del nostro live. Dice dottor... bene, è la prima in assoluto, dice bene. Infatti spero che questa opportunità che mi state dando porti bene sia a me che a voi. Allora, c'è un messaggio che arriva da Antonino Aloisio. Dice: salutoni da Santo Stefano di Briga, Messina, paese natale del presidente Angelo Merlino. Un abbraccio sopranoto. Io compro siciliano e vendo siciliano. Ciao Antonino, grazie, grazie. Poi ci sono tanti bei saluti che arrivano da Tania Morici. Buongiorno a voi siciliani da una siciliana. Il faraone Palermo, una bella definizione per promuovere Io Compro Siciliano. Bravissimo Davide. Ancora Chiara Seidita, complimenti per tutte le attività che state promuovendo e organizzando con Io Compro Siciliano. Ancora Giardina Armando, buongiorno. Lidia Prestana, buongiorno. Io Compro Siciliano e vivo da siciliana. Ancora saluti a Fabio Herrera, Giovanni Cavallaro. Ciao a tutti gli amici che ci seguono in diretta, ma io adesso do immediatamente la parola al dottor Merlino. Grazie, Dottor Merlino,
Noi abbiamo tanto parlato di, ne parliamo tutti i giorni, parliamo di territorio, parliamo di Sicilia, parliamo di ripartenza, parliamo di rilancio, parliamo di rete. Tutte cose che avete assolutamente condiviso e avete chiare nel vostro piano da attualizzare. Sì, sì, giusto, già come avete detto, ieri sera abbiamo avuto la prima storica, utilizzo questo aggettivo, riunione tra presidenti, perché forse a memoria, insomma, mia almeno, non si era mai vista un incontro subito dopo l'insediamento dei quattro presidenti che rappresentano 4 parchi naturali siciliani. Perché fin da subito, insomma, la mia, ma come anche quella degli altri colleghi, l'idea è stata quella di metterci tutti insieme, perché sì, i parchi siciliani, ognuno con le proprie peculiarità, però rappresentano il personale all'interno della Sicilia. Quindi, quando noi parliamo di parchi, parliamo di Sicilia. E all'estero, insomma, all'estero qui in Italia, dovrebbe sfruttare questa sicilianità. Quindi, voi parlate di incontro siciliano, noi invece parliamo di parchi siciliani, quindi la sicilianità, insomma, è ben presente sia nei nostri obiettivi prossimi, vicini, ma anche in quelli futuri. Noi come Presidente avremo 5 anni per programmare, quindi avremo una base, speriamo, solida di programmazione a medio e a lungo termine soprattutto, affinché la gente possa tornare nuovamente, a maggior ragione dopo tutta questa fase di chiusura, lockdown, insomma tutte le vicende che conosciamo bene, a riscoprire, rivisitare la natura, riscoprire le sensazioni, riscoprire tutte le particolarità e bellezze che la nostra Sicilia offre. Dottor Merlino, voi proprio ieri sera avete fatto questo incontro, noi poi tra l'altro ieri nel nostro live abbiamo avuto ospite il presidente del Parco dei Nebrodi, il dottor Domenico Barbuzza, ma appunto vi siete incontrati anche con il dottor Carlo Caputo, presidente del Parco dell'Etna, e con l'avvocato Giuseppe Arena, presidente del Parco Fluviale dell'Alcantara. Insieme avete sicuramente questo piano comune che lei adesso ci diceva, che è quello di mettere insieme le forze per insieme raggiungere obiettivi, che è quello di portare avanti questa Sicilia con questa chiave di rilancio e soprattutto, dottor Merlino, penso che ci sia anche da parte vostra un po', come dire, una forma di riscatto, è come se si volesse anche riscattare un po' quella che è questa grande forza che viene dall'unione di tutti i siciliani rispetto a un unico progetto. Sì, 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 esatto, sì. Abbiamo ragionato come una squadra, cioè dove ognuno sa cosa fare, prendo l'esempio una squadra di Formula 1. Ognuno, cioè ogni meccanico sa cosa fare, però tutti insieme portano avanti il progetto. Quindi noi abbiamo la stessa visione. Ognuno, ripeto, con le proprie peculiarità, perché il Parco l'Etna già è un brand che si vende da solo. Il Parco dei Nebrodi o delle Madonie, cioè hanno delle particolarità, hanno degli endemismi, hanno tante cose. Il Parco dell'Alcantara con le gole, quindi cioè, ognuno di noi ha singolarmente delle bellezze. Ma se noi uniamo tutti insieme, io ho fatto l'esempio quando mi sono insediato anche nelle prime interviste di un arazzo, cioè la mia visione di parco come arazzo, ovvero bellezza frontale, però bellezza frontale che deriva dagli intrecci del lato posteriore. Ecco, noi stiamo cercando di intrecciare la rete per proporre l'arazzo dei parchi siciliani a livello mondiale. Ma dottor Morici, ma possiamo immaginare in questo arazzo di inserire tra Trama e Ordito forse anche Io Compro Siciliano? E lo dico un po' a Davide Morici, che è anche presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo, per cui grande competenza anche per quello che riguarda l'accoglienza, e lo dico anche al presidente Merlino, quindi lo dico ad entrambi. Tra questa Trama e Ordito c'è sicuramente la volontà e lo stesso intendimento tra Io Compro Siciliano e i presidenti dei parchi di Sicilia. Chi risponde prima? Parliamo proprio con Davide e poi con Davide Morici e poi passiamo al dottor Merlino. Assolutamente sì, io penso che tutto deve funzionare come una squadra.
dal primo all'ultimo, che sia l'ultimo tassello o che sia il primo che lo rappresenta o che sia un tassello intermedio, dal primo all'ultimo tutti facciamo parte di una squadra. La squadra è la Sicilia, la squadra è Io Compro Siciliano, la squadra sono i parchi, la squadra è il Made in Sicily da far funzionare bene e promuovere. Quindi dobbiamo essere tutti attori, protagonisti di questo grande progetto e lo possiamo fare. Sicuramente c'è tanto di cambiamento, lo so, culturale, ma allora l'abbiamo già iniziato e nel momento in cui tu già inizi sei già a metà dell'opera. Si dice che l'inizio è importantissimo e noi già abbiamo iniziato. I presidenti dei parchi hanno già iniziato. Questo fa sì, come vedete, siamo qua. Anche questa è una dimostrazione di rete. Rete perché si discute affinché le cose inizino e noi siamo per il fare. Per quanto abbiamo conosciuto anche i presidenti, principalmente i due che già sono stati ospiti, ma avremo modo di invitare anche gli altri, assolutamente i presidenti sono per il fare. Quel senso di riscatto che poi alla fine è benzina affinché questo cambiamento avvenga e Io Compro Siciliano è già la testimonianza della rete, che la rete funziona e che assolutamente metteremo a servizio di questo marchio, sarà a servizio di tutto ciò che è Made in Sicily. Dottor Merlino. Sicuramente ci sarà modo per collaborare con Io Compro Siciliano, perché sì, i parchi sono principalmente parchi naturali, ma al loro interno esistono tutta una struttura di enogastronomia che è invidiabile, insomma, quindi il mondo veramente ci invidia. Quindi cioè, è diciamo, lo sbocco naturale, direi, perché insomma, tutta la rete di piccoli produttori, piccoli e medi produttori insomma, che compongono i nostri territori insomma, devono avere il giusto sfogo, la giusta valvola di conoscenza. Insomma. Quindi i parchi si devono fare veicolo di far conoscere queste particolarità, perché ci sono anche delle eccellenze. Nel mio parco ci sono presidi slow food, insomma, ci sono dolci tipici. A volte ci sono diatribe tra comuni per chi ha la progenitura insomma, di un dolce, però io ho detto guardate c'è lo sfoglio Polizzano, quindi c'è una diatriba tra comuni, però io ho detto guardate, guardiamo oltre, chiamiamolo sfoglio Madonita, così abbracciamo tutti e non si offende nessuno. Cioè, quindi, Dottor Merlino, la mia guarda, noi abbiamo, a proposito, dice, a volte ci sono per esempio alcune specialità, no, che vengono contese. Noi siamo riusciti con Io Compro Siciliano, pensi, a mettere insieme Palermo e Catania su quella che è arancina arancino. E noi praticamente abbiamo deciso di chiamarli al plurale perché così almeno facciamo felici tutti, l'importante è che siano buone, diciamo noi, così come diceva il professor Francesco. Che utilizzo io, anche perché sono dotto di arancini, quindi pure io dico, ma che te ne frega se con la io, con la basta che sia buona e basta, insomma, andiamo basta avanti. Che siano buoni, a noi piacciono tutti. E tra l'altro invece colgo anche l'occasione per ricordare, a proposito di slow food, che Io Compro Siciliano, Davide Morici ha da poco firmato anche un protocollo di intenti con Slow Food Sicilia, quindi come vedete poi tutto torna. È come dire, è tutto come se si incastonasse bene in questo, come dice il dottor Merlino, in questo grande arazzo. Ci sono dei saluti che vorrei condividere con voi. Allora, Alessia Smile Food, la nostra ambasciatrice siciliana della cucina siciliana nel mondo, Alessia Smile Food da Palazzo Lacreide, sapete, anche lei fa parte della squadra di Io Compro Siciliano, con l'appuntamento del sabato alle 14:30, quindi saremo tutti lì inchiodati perché siamo curiosi, come sempre Alessia, meravigliosa, di sapere cosa prepari per tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Ancora saluti da Francesco Caravello, ciao Ciccio, ricordate anche l'appuntamento delle 18 con Aperitivo Social, domani poi tra l'altro abbiamo il Tour delle Meraviglie, quindi questi viaggi esperienziali con Francesco Caravello e ancora Ilenia Marino. Arriva anche un messaggio da Lidia Calà, buongiorno, il Faraone Palermo, abbiamo dei posti archeologici che sono un patrimonio unico che fa parte poi delle nostre eccellenze siciliane.
ancora Filippo Verducci, tutto lo staff di Io Compro Siciliano, buongiorno e buon weekend. A proposito dei parchi archeologici, e poi andiamo verso la chiusura, c'è un nostro amico che è Tito Puleri che dice: io sono di Naro, di Agrigento, e vorrebbe sapere magari come mai il parco archeologico di Agrigento non è inserito all'interno dei parchi. Beh, io penso che ci siano sempre motivi per poter includere i territori. Questo io penso anche rispetto a quello che è il lavoro che i nostri 4 presidenti delle aree naturali stanno facendo, che è quello di includere la Sicilia tutta per iniziative importanti. Giusto, dottor Merlino? Assolutamente, assolutamente sì, insomma, non è come dire, l'appartenere o meno a un'area protetta che ti permette, ti valorizza, però se diciamo ti può dare la spinta, ma se sei appena fuori o comunque hai le bellezze e le sai valorizzare, insomma, non c'è bisogno di essere o non essere all'interno dell'area. Però certo capisco se si è in un'area protetta o allargare, diciamo, estendere anche al di fuori dei confini amministrativi questa rete, massima disponibilità e apertura. E quindi, come vedete, continua a essere conferma il fatto dello scambio e della sinergia. Noi siamo proprio a chiusura di questo appuntamento di oggi. Un'ultima battuta con Davide Morici. Davide, io penso che ad oggi, se dovessimo fare un bilancio, si continua veramente a correre velocemente. Camminare velocemente. Camminare Dico velocemente. sempre camminare velocemente perché dobbiamo avere i piedi per terra, anche se dobbiamo accelerare. Sì, da una settimana all'altra, perché noi ci incontriamo il sabato, succedono tante di quelle cose, succedono in maniera naturale, succedono perché ormai è diventato stile di vita. L'altra volta, e con questo mi piace chiudere questo esempio di due, ero al supermercato, una coppia di un signore e una signora, insomma, sento per caso la conversazione che la moglie diceva al marito: non prendere quello, prendi quell'altro che è siciliano, aiutiamo, come dicono io compro siciliano. E mi è venuto da sorridere, mi ci sono avvicinato, io l'ho detto, sono insomma uno dei fondatori ed è stato un divertimento. Questo dimostra il fatto che lo stile di vita, e ribadisco come lo diciamo sempre, non è chiusura ma è apertura. Noi siamo diventati modello per i nostri amici, io compro Veneto, io compro Calabrese, li abbiamo supportati e questo modello infatti è stato riconosciuto già da alcune università e da tanti protocolli che stiamo pian piano andando a chiudere a livello internazionale, tra cui il Milan Urban. Quindi modello di vita siamo, da una settimana all'altra succede tanto. Io penso che noi ci rivedremo sabato prossimo e questa sarà una settimana molto importante, anche perché ci sarà il lancio del marketplace che ormai è completo ed è pronto per essere lanciato. E poi ci sarà un'altra grande novità che è quello che abbiamo, grazie a dei ragazzi che oggi sono veramente delle eccellenze, abbiamo chiuso questo partenariato per la realizzazione del video istituzionale di Io Compro Siciliano. E credeteci, la qualità, l'identità e la provenienza l'abbiamo a livello naturale, ma dobbiamo saperla promuovere e per farlo ci vogliono le competenze. Dobbiamo saperla valorizzare e per farlo ci vogliono le competenze. Questa identità la dobbiamo mantenere e per farlo ci vogliono le competenze. E questa provenienza la dobbiamo certificare e per farlo ci vogliono le competenze. Quindi da tutti i punti di vista noi questo cambiamento lo possiamo portare avanti anche con le sinergie con i parchi e sicuramente lo faremo, ma le competenze sono la chiave di lettura che farà fare questo passo, questo salto in avanti. Quindi felice di collaborare con i parchi, assolutamente. Grazie a Davide Morici, ricordo sempre appunto gli altri 2 fondatori insieme a Davide, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello, per quello che fate, che ogni giorno cercate di condividere, anzi condividete con noi, che è proprio questa grande forza nel portare avanti questo progetto legato allo sviluppo e al rilancio della nostra economia, della nostra cultura e del nostro veramente grande amore, della nostra identità forte legata alla nostra terra. Dottor Merlino, noi abbiamo sicuramente
modo di rincontrarci. C'è un messaggio che leggo in sovraimpressione di Lidia Calà. Ieri ho ricevuto una telefonata da una siciliana in Canada che grazie a voi, a noi, si è incuriosita e voleva sapere come venire a fare un soggiorno sui Nebrodi, come acquistare i dolci, grazie a Io Compro Siciliano. Grazie a Lidia, ciao Lidia, grazie per questa condivisione. Beh, continuiamo a essere promotori, divulgatori di quella che è la notizia e la forza legata al messaggio siciliano. Dottor Merlino, da lunedì cosa accade? Accade che torno nuovamente qui in questa sede per cominciare ora a mettere veramente in pratica alcune idee che abbiamo insieme ai miei collaboratori con cui già ho avuto insomma, i primi rapporti, i primi contatti. Quindi dobbiamo lavorare tutti, io l'ho detto sempre, quindi avranno in me il loro frontman, però poi io da solo, senza la squadra, perché questo concetto di squadra lo voglio ribadire come Io Compro Siciliano, insomma tutti dobbiamo fare squadra, quindi questo concetto di squadra io lo ribadirò sempre e comunque nella mia vita, perché ne ho fatto diciamo un obiettivo di vita, perché così, altrimenti non si va avanti. E quindi chiudo con una piccola citazione. La Convenzione Europea del Paesaggio parla di paesaggi così come vengono percepiti. Quindi noi dobbiamo far sì che attraverso il nostro lavoro diamo la giusta percezione dei nostri paesaggi e quindi che la gente possa venire da noi e percepire queste sensazioni. Chiudo con questo. Se mi permettete un piccolissimo saluto ai miei compaesani, visto che mi hanno citato insomma, all'inizio, di Santo Stefano Brighe, il mio diciamo, paese di origine, mi ha dato i natali, quindi li saluto tutti, sicuramente saranno tutti lì davanti agli schermi e sicuramente conosceranno già Io Compro Siciliano, quindi vi saluto con affetto e stima e spero di vederli presto. Grazie a voi sempre per la disponibilità, da parte mia e da parte di tutto il Parco delle Madonie, massima disponibilità, qualora vogliate venire anche a visitare, insomma fare un evento qui in sede o anche in una delle località del parco. Massima apertura e disponibilità. Grazie mille. Mi posso prendere un impegno che assolutamente a breve Io Compro Siciliano in sinergia con il Parco delle Madonie, ma comunque con tutti i parchi, assolutamente prendo l'impegno, è un invito, ma di fatto avremo modo di parlare, che porteremo degli eventi Io Compro Siciliano a marchio qualità, identità e provenienza nei parchi, assolutamente a breve perché le cose bisogna farle con i dovuti tempi, ma iniziare a farle, quindi dobbiamo farle. Allora, c'è un messaggio che arriva da Antonino Aloisio e poi leggo questo in sovraimpressione del Faraone Palermo, quindi lasciatemelo in sovraimpressione che adesso arrivo. C'è un messaggio che arriva da Antonino Aloisio e dice Forza Soprano, e quindi penso che sia un saluto affettuoso che arriva per lei. Poi c'è Rizzo Trading, grandissimi, e poi vorrei leggere questo messaggio in sovraimpressione del nostro amico il Faraone Palermo. L'aumento del nostro bellissimo popolo di Io Compro Siciliano è una grande testimonianza che state facendo con grande impegno e con grande amore per la nostra amitissima terra siciliana. Complimenti a voi tutti, noi ci crediamo. Grazie caro amico per questa frase ed è proprio vero, noi ci crediamo e questa è la Sicilia che ci piace, quella che racconta le sue eccellenze, la sua storia, la sua cultura, il suo territorio, la sua grande energia che vuole volare in alto perché noi vogliamo ripartire più forti di prima e soprattutto con una nuova chiave che è tutti insieme. Bene signori, io chiudo qui questa puntata del sabato, vi ricordo che con me ci si rivede direttamente il lunedì, vi lascio domenica con il Tour delle Meraviglie di Francesco Caravello, oggi alle 14:30 appuntamento con Alessia Smile and Food, con Io Compro Siciliano Chef, grandi sorprese in cucina, chissà cosa preparerà per noi. A me non rimane che ringraziare il dottor Angelo Merlino, presidente del Parco delle Madonie,
e Davide Morici, voi. presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo, ma anche uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano. Signori, Grazie a te, Catiuscia. permettetemi di chiudere nel mio consueto modo. Signori, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Sì. Perfetto. Adesso ripetete con me. Io compro compro siciliano. siciliano. Ci piace! Buon weekend, grazie per essere stati con noi. Ciao amici, ci vediamo lunedì alle 12. Ciao, Io grazie, compro ciao. siciliano. Ciao a tutti, ciao. Ciao.